Al grido "Giù le mani da Silvio", il popolo della rinata Forza Italia del Veneto scende a Roma in solidarietà al proprio leader Silvio Berlusconi. La macchina di Forza Italia a livello locale si è subito attivata e tra consiglieri regionali, amministratori locali, iscritti e simpatizzanti sono almeno in 400 a giungere nella capitale. Ad Armanforte non potevano mancare l'esercito di Silvio, 16 pullman da tutta Italia, uno dal Veneto, più tutti quelli che arriveranno con mezzi propri, auto e treno per almeno un centinaio di persone. Complessivamente si stima che dal Veneto giungeranno nella capitale in 500. A Roma ci sarà anche il nuovo gruppo di Forza Italia costituitosi ufficialmente in queste ore in Consiglio regionale. Andremo giù tutti e quattro a portare una testimonianza di solidarietà rispetto a ciò che avverrà domani, che è una cosa assolutamente singolare, ossia la decadenza di Berlusconi. Al momento il nuovo gruppo è composto da 4 consiglieri, ma contano di fare altri proseliti prima della fine della legislatura. Capogruppo Leonardo Padrin, vice capogruppo Mauro Mainardi e poi c'è l'assessore Remo Sernagiotto e il consigliere Davide Bendinelli. Nel loro slogan l'idea di un modo diverso di fare politica e governare. Vogliamo poter sognare, vogliamo portare norme migliorative nella nostra regione, il nostro motto, che è quello di io penso positivo, interpreta proprio questo. Se Forza Italia si pone all'opposizione rispetto al governo Letta, in Veneto i rapporti sembrano non subire alterazioni. Noi abbiamo un impegno con gli elettori 2010-2015 col Presidente Zaia e su questo non c'è nessun problema. Continueremo la linea politica, il programma del 2000 e il nostro libro. Intanto la prossima settimana sarà inaugurata a Rovigo la nuova sede provinciale di Forza Italia, messa a disposizione gratuitamente da un assessore comunale. Nei giorni scorsi invece a Mestre il gruppo PDL-NCD Nuovo Centrodestra ha inaugurato la sua sede e in queste ore è stata confermata la leadership di Dario Bond, capogruppo, e Pier Giorgio Cortellazzo, vice capogruppo di PDL-NCD in regione. 4 consigli se ne sono andati via con grande dispiacimento da parte mia e anche con una grande amarezza, perché insomma in questi anni ho cercato di essere il capogruppo di tutti. Qui come lei ha giustamente detto c'è PDL Nuovo Centrodestra, la porta è aperta anche per ripensamenti